questa dimensione così inedita. Andiamo allora a Napoli, nella zona dei baretti e dei locali di Chiaia, in diretta la vedete, l'inviata Giulia Serenelli. Le persone a passeggio, i clienti seduti ai bar dei tavolini per l'aperitivo, effettivamente qui c'è qualche difficoltà a mantenere le distanze di sicurezza nonostante siano costanti i controlli delle forze dell'ordine, ma noi ci troviamo a Chiaia, la zona dei bar, dei locali, dei chioschi. Questi tipi di locali proprio per l'ordinanza regionale devono chiudere entro le 23 proprio per evitare assembramenti durante le ore serali. Ieri al Vomero 4 bar sono stati multati proprio perché sono rimasti aperti anche oltre il limite delle 23. Proprio per il mancato rispetto delle norme anticontagio, a Napoli chiude dopo 5 giorni dalla riapertura il Bosco di Capodimonte. Da qui inizia il nostro racconto e poi linea a voi. È chiuso oggi, non ne sapevo nulla, sono passata ieri mattina, ho fatto una passeggiata, tutto tranquillo, ho trovato aperto, invece sono rimasta stupita, infatti, non lo so. La fase 2 del Bosco di Capodimonte finisce così: una catena intorno al cancello e un cartello, troppe infrazioni e un mancato accordo sulla vigilanza. Dopo 5 giorni di apertura, il polmone verde di Napoli è di nuovo chiuso. Sono 32 ettari, come si fa a controllare tutto? Siamo pochissimi. Erano tante queste persone che infrangevano le regole? Sì, moltissimo. La delusione dei cittadini davanti agli ingressi sbarrati. Veniamo a farci una camminata, cioè non possiamo entrare per alcune persone che non rispettano, non è giusto. Il rispetto delle regole per fermare il contagio, il rigore di una città che ribalta i pregiudizi. Ieri sera siamo stati tutti quanti a casa. Abbiamo preso un po' di aria la mattina, poi casa di amica. Nel primo sabato di riapertura, a piccoli passi, Napoli si riprende i suoi spazi. Avendo il privilegio di poter scendere qui in spiaggia e subito abbiamo mollato le ridini, abbiamo rotto le righe. Una passeggiata sul lungomare tra ristoranti aperti da pochi giorni e locali che devono chiudere entro le 23. Ieri c'era molto controllo, c'è stata molta polizia e anche le persone hanno capito. E ora andiamo all'estero, andiamo a San Francisco.